No, I'm not a writer. Buongiorno Italia, sei in un 26 dicembre, cioè un dopo Natale, no? Un dopo secondo anniversario della prima notte in camper. In diretta c'hai Zingano e CP, cioè sì, in diretta insomma. Allora, va che questa è anche interessante. Praticamente, vabbè, le feste le ho fatte come tutti, diciamo in famiglia, con l'Alessia, eccetera. Stavo iniziando a star male, cioè a parte tutto quello che ho mangiato, no? Ma proprio mi sentivo male fisicamente, proprio debolezza, gonfiore di stomaco. In questi ultimi anni ho imparato un attimo a ascoltare il mio corpo, magari a secondarlo, magari no, perché giustamente, però a ascoltarlo, e questo mio gonfiore di stomaco era dovuto a una sorta di ansia, una sorta di dover arrivare a un qualcosa. Probabilmente è anche la routine che adesso mi manca, no? Cioè il quotidiano, il ripetersi delle cose certe, sempre quello, no? E così gli ho detto: guarda Ale, necessito, cioè non di isolamento, no, assolutamente, necessito però di andarmi a fare un giretto con il mio camper. Perdona il casino, ma è lui che parla, il camper con tutte le sue sospensioni e fa così, no? Appena entra, e mi va il bau, là, vedi? Appena entrato nel camper, cioè subito mi sono risentito meglio. Questo perché, cioè, poi inizio a pensare: ma cazzo, sono così fissato col camper, cioè cos'è sta morbosità nei confronti del camper? In realtà il camper è la mia intimità, è il mio io, è il mio spazio, è la mia sala giochi, no, ma è il mio spazio è giusta. E quindi ora mi sono ripreso un attimo il me stesso, le mie cose, i miei spazi. Non andrò, credo, forse non andrò in un posto particolare, nel senso, sono qua che sto girando per il Friuli, pensavo, vista la scarsità di luci, fermarmi un attimo a Valvasone, attaccarmi alla 220, stare un po' là, una giornata di svacco lì, e poi dovevamo girare a destra, ho sbagliato il CP. E poi vediamo nelle mappe cosa c'è di vicino, dove posso andare di bello a puntinare, a fare visitare. Comunque niente, devo dirti sta roba. Minchia Giulio, ma che spettinato che sei, ma vergogna, ti stai anche da culo con i capelli così. Lo so che sto da culo, ma è il solito discorso, cioè io volevo provare i capelli lunghi, so che non mi stanno bene, però volevo provarli. Vero CP? CP, siamo il meno natalizi possibile, perché sto video poi te lo vedrai tipo a febbraio. E io non so neanche come fare adesso per i video, nel senso che ne ho tantissimi programmati fino a metà febbraio, no? Però metterli tutti attaccati poi, cioè, non li vedrebbe nessuno, nel senso che perdono di visibilità, no? E quindi sarebbero proprio sprecati, è un peccato, no? E niente, dai, vedremo comunque di allinearsi adesso pian piano, avvicinandoci, cioè nel senso, io sì, appunto, sono allineato, ma ci sono troppi video in coda, già fatti, già pronti. Allora, per la felicità di chi me l'ha consigliato, chissà come si sente perché c'è tutto il rumore del camper, le vibrazioni, l'ho provato alla fine il VD40, no? Nel gasolio, e non sapendo le quantità ne ho messo 2 o 3 spruzzatine, quindi credo tipo 5 ml abbondanti su 25 euro di gasolio. Sì, la differenza si sente, tu mi dirai: ma come fai a sentire la differenza? Allora, sai che io corro pianissimo, nel senso che uso proprio il pelino di acceleratore, no? Quindi so bene quanto ci mette, tipo arrivare dai 40 ai 50. E in questi giorni di nebbia il camper era abbastanza un po' appesantito, un po' smorto, no? E lo vedevo che faceva un po' di fatica arrivare ai 50 col pelino di acceleratore, ovviamente dopo se pesti ti arriva anche ai 100, ma con sto VD40 ho visto, no, 55 me lo vedo un po' più leggerino, diciamo, un po' che brucia meglio. Adesso non so se è una impressione, però insomma secondo me è proprio così, cioè un'impressione, nel senso un autoconvincimento, no? Certo che è proprio tutto chiuso oggi, tutto, giustamente, insomma, il 26 dicembre. Volevo solo farmi un po' di spesina, però vabbè, tu sai che io ho la paura di morire di fame, no? Perché sono magro, non ho grassi, non ho riserve, tipo gli orsi da bruciare, e quindi sì, da mangiare ne ho sempre in quantità. Più che altro magari qualcosa più tipo di fresco, un po' di verdura, così. Ecco, quindi adesso sperimentiamo la parte wild della mancanza di cibo. In realtà poi appunto il CP non c'è, perché tu hai
hai la tua scorta di roba, io anche, perché abbiamo preveduto, no? Abbiamo previsto questi momenti di siccità gastrointestinale, là, dei negozi chiusi, no? Di mancanza, di procacciagione del cibo. Vedi, una cosa bella dei viaggi qua, no? Che è una cosa, mi piacerebbe che anche te, diciamo, acquisissi, è giusto dire acquisissi, sì, nel futuro, cioè che tu acquisirai, no? Tu acquisissi nel futuro, no? A meno che già, diciamo, non sei anche tu come me, che quando vai a farti anche solo un weekend, una giornatina, un pomeriggio via col camper, o comunque anche con la macchina, con la moto, con quello che vuoi, beh, forse con la moto è un po' diverso, e tu vedi, io vado via sempre ai 50 all'ora, perché per me già lo spostamento è la vacanzetta. Ai 50 all'ora, da qua vedi, dipende sempre da vettura a vettura, perché con tante macchine, con tanti veicoli, i 50 all'ora sono veramente frustranti, come io non te li godi, ma ti puoi guardare in giro tutti i paesini, le chiesette, le piazze, dopo sai, ognuno anche a casa sua si fa un po' il suo piccolo parchetto, diciamo, no? Quindi trovi anche quei giardini curati che anche solo guardarli è piacevole, no? Tutto questo ovviamente non facendo l'autostrada, sai che io uso sempre a fare tutte le stradine. Poi un trucchetto che ho imparato un po' negli anni è quando usi i navigatori tipo il Google Maps, il Waze, quello che vuoi, io metto sempre la strada più breve. Mettendo la strada più breve a volte può anche succedere che ci metti più tempo, perché sono strade con più deviazioni, più curve, più svolte, eccetera, no? Però essendo la più breve taglia, quindi tu ti salti anche spesso le statali, cioè le strade principali, e vai dentro proprio ai paesini, e spesso trovi anche tante case strane, cose vecchie, antiche, e quindi tutto questo stuzzicare, tutto questo solleticare dell'attenzione è comunque un divertimento, è un piacevole detersivo, però cane, che poi alla fine anche sta roba qua l'avevo già detta, non ti stanchi. Anche quando ero andato in Toscana o in Francia, alla fine anche là l'avevo fatta quasi tutta ai 50 all'ora, quindi non è stata una tortura per me, è stato un sedersi lì, come dico di solito, no? Nel tuo camperino a vedere l'Italia, o in questo caso la Francia che passa, no? E per fortuna adesso è sceso anche un po' il gasolio, cioè perché stava diventando veramente proibitivo ormai muoversi in generale, che sia un camper o una macchina, anche perché ne sento insomma di gente dire che assume robe che fanno 10 con un litro o anche meno, porca troia, a me mi va di lusso allora con il mio camper, no? E oggi appunto 26 dicembre in Veneto, ovviamente non in Friuli che costa di più, il gasolio l'ho fatto a 1,3,89 al litro, a Jesolo era 1,3,79, però insomma dai, non è che muori. Allora qua Eni, qui ci stiamo avvicinando al confine col Friuli, non siamo ancora in Furlandia. Diesel 1,4,44, porca puttana, quasi 10 centesimi in più. Aspetta, dopo in Furlandia te lo trovi anche a 1,5 di nuovo, perché anche lì secondo me è una mezza furbata venuta non proprio tanto bene, perché praticamente, cioè se non ho capito male, questa è la mia interpretazione, praticamente in Furlandia hanno la convenzione, i residenti furlani, per benzina a gasolio, cioè hanno degli sconti, no? Se sei friulano paghi meno, hai probabilmente una tessera, non lo so cosa, no? Questo per far sì che la gente non vada a rifornirsi in Slovenia, che costa molto meno. Però cosa succede? La benzina in Furlandia costa molto di più che dalle altre parti, e quindi con lo sconto alla fine la vanno a pagare uguale a noi, no? Torre ancestrale a sinistra. Memo 2 punti, al CP non interessano le torri ancestrali, al CP interessa solo quando gli dici guarda Emi, c'è un bau oppure c'è un gatto, e allora là tira le orecchie, si gira e dice sul serio dov'è, mi dai la conferma? Sì, ma arati, che bella giornata uggiosa che ci abbiamo, è una giornata da cazzeggio totale o da borghetti? Adesso vediamo, c'era anche il borgo delle fate lì vicino a Valvasone che non ci sono mai andato, adesso vediamo se troviamo
un buco da lanciare il camper, perché è difficile da lanciare il camper, cioè la Smart la prendevi, la lanzavi, la buttavi su un fosso e andavi a fare le tue cose, il camper no, è diverso. Oh, i school bus, i school bus, li vorrei. Allora Italia, piccola sosta, siamo a San Vito al Tagliamento, siamo in via Provolone, là a Prodolone, e c'era scritto presepe, c'è la gente che si ferma, andiamo a vedere. Vedi, così vai anche bene a lanciare il camper, no? Cioè fa un po' America che ti butti là in parte. Sì, un po', nel senso proprio un po', perché ci sta giusto ciucciato. Boh, come orario ci siamo, sono le 3:45. C'era anche il parcheggio dentro, vabbè, ma noi siamo più wild. Figo! Bellissimo, via via via. Bellissimo, cioè hai visto cosa intendo, no? Cioè vedi la scritta presepe, lanci il camper da qualche parte e vai dentro, no? E poi continui, cioè questo è bello, no? Queste robe qua